Benvenuti, oggi è lunedì 18 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:42 e tramonta alle 16:47. La luna si leva alle 18:53 e cala alle 9:45. La Chiesa oggi celebra Sant'Oddone di Cluny. Il nome Oddone è di origine germanica e significa persona potente. La variante francese femminile del nome è Odette. Oggi, 18 novembre, si svolge la giornata europea degli antibiotici. Si tratta di un'iniziativa europea di sanità pubblica che ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antimicrobici, di cui più temuti al momento risultano gli antibiotici. Si utilizza a tal proposito un termine, antimicrobial stewardship, che definisce una serie di azioni programmate per garantire l'uso appropriato degli antibiotici negli ospedali. Spegne 43 candeline l'attrice Vittoria Puccini. Il suo esordio è nel cinema, ma il grande successo arriva con la fiction Elisa di Rivombrosa. Sul set conosce Alessandro Preziosi e dalla loro relazione nasce la figlia Elena. Nel 2021 viene candidata ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per il ruolo di Elisa nel film 18 regali. Auguri anche ad Amanda Lear, cantante, attrice, conduttrice nata a Saigon 85 anni fa. Inizia come modella ed il suo aspetto androgino e la voce particolare catturano l'attenzione del pubblico. Molte sono le sue relazioni sentimentali, da Dalì a David Bowie. Auguri anche allo sportivo Aldo Montano per i suoi 46 anni. Nel sangue dei Montano scorre la passione per la scherma. Infatti il nonno, il padre e i cugini di Montano sono tutti vincitori di una medaglia olimpica. Tanti i successi sportivi, vince l'oro ai Mondiali di Catania del 2011 e conquista l'argento ai Giochi Olimpici di Atene e Tokyo. Dopo 120 anni di lavori, cui parteciparono i più grandi geni dell'architettura, il 18 novembre 1626 Papa Urbano VIII consacrò la Basilica di San Pietro, sorta nel luogo di sepoltura dell'Apostolo Pietro. La Basilica fu riconosciuta nel 1980 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Con una media di 7 milioni di presenze all'anno, è al secondo posto nella classifica mondiale dei luoghi della cristianità più visitati. Ma sapete che ci sono delle condizioni per cui l'acqua può essere definita dura? Stiamo parlando di acqua particolarmente concentrata in calcio e magnesio. Vengono definiti dei veri e propri limiti di questo indice dell'acqua, in quanto potrebbe rendersi responsabile di danneggiamento degli elettrodomestici che sono presenti nelle nostre abitazioni. I sali, infatti, per riscaldamento o evaporazione possono formare delle incrostazioni di calcare o di altro genere. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. Oggi i giochi planetari sono veramente molto complessi. Il Sole è opposto ad Urano, Marte a Plutone, Giove e la Luna a Mercurio. Cosa succede nel cielo? Scopriamolo insieme, Ariete. Sicuramente tutto questo bailam di pianeti che si controbilanciano tra di loro hanno un bel da fare nel convincervi che adesso dovete puntare tutto sulla vostra dialettica e sulla vostra ascesa carrieristica e professionale. Avete raccolto molto stima intorno a voi. Ora non vi rimane che costruire l'immagine di voi che sapete aver desiderato per tanto tempo. Toro. La giornata di oggi prevede un solo opposto a Urano che ancora ospitate nei vostri gradi. Oggi potrebbe essere una giornata tesa e fatta di imprevisti, ma le possibilità che Giove e la Luna regalano in seconda casa non sono indifferenti, sono da cogliere al volo, nonostante una certa ansia che Marte e Plutone vi trasmettono.
Gemelli, la giornata di oggi prevede una congiunzione Giove-Luna, una congiunzione che però ha a che dire con un Mercurio in opposizione. Quindi oggi cercherete in tutti i modi di ottimizzare e di semplificarvi la vita, ne avete estrema necessità, proprio perché i fronti su cui vi impegnate sono molteplici, avete bisogno di una semplificazione. Cancro, la luna oggi è una luna gioviana e si avvicina ai vostri gradi, seppure oggi non sarete molto bravi con le parole, sicuramente con l'intuito superirete e troverete interessante intuire tutta una serie di faccende per cui, se tesaurizzate i segni in maniera lungimirante, avrete un vantaggio sugli altri. Leone, giornata oggi che prevede l'opposizione di Marte a Plutone, una giornata un po' complicata che vi può fare sentire stressati, che vi può fare sentire con una certa ansia da prestazione. Ci penserà comunque la serata a rinfrancarvi e le gioie familiari compenseranno un po' lo stress lavorativo. Vergine, giornata oggi molto complessa nel cielo, tutta una serie di pianeti hanno delle tensioni zodiacali abbastanza forti. Sfruttate l'ultimo sprazzo del trigono di Plutone per essere assertivi e affrancarvi un po' da alcune responsabilità che vi pesavano troppo. Bilancia, una Venere che in solitario in Capricorno si muove da sola vi fa desiderare di essere distanti e di liberarvi dalle zavorre di tensioni nel circostante intorno a voi. Famiglia e lavoro dovranno avere il giusto peso, perché adesso state pian piano cominciando a riscoprire l'amore per voi stessi. Scorpione, una giornata oggi che prevede il Sole che ospitate nei vostri gradi opposto ad Urano in Toro. Oggi è una giornata piena di tensione e di nervosismo, ma che vi chiede assolutamente di esprimervi e di aprirvi a livello comunicativo. Probabilmente un'idea che vi sembra fuori posto sarà quella giusta per far quadrare un po' tutto. Sagittario, giornata oggi in cui il Mercurio ospitato nei vostri gradi è un po' confuso dalla Luna e da Giove. Le vostre tensioni familiari, a volte logistiche, debbono comunque essere dimensionate in una maniera trasformativa, proprio perché state facendo un percorso per ottimizzare tutta una serie di risorse. Non esiste percorso evolutivo che non passi per un po' di decostruzione. Capricorno, una giornata oggi assolutamente all'insegna di Venere, esente un po' da tutti i movimenti dello zodiaco che sembrano un po' noiosi. Oggi vi dedicherete in solitaria all'amore, più con lunedì sarà una prosecuzione di una fantastica domenica. Acquario, Plutone, sempre più vicino all'incedere nei vostri gradi, vi manda delle vibrazioni un po' nervose, un sottofondo con la sua opposizione con Marte, ma l'attivazione di Saturno e i pianeti in Gemelli oggi rappresenteranno per voi un'attivazione, un'ispirazione. Troverete conferma presto in una bella risposta lavorativa che vi verrà data. Pesci, giornata oggi che vede la quadratura di Mercurio e quella della Luna. Oggi è una giornata in cui vi potrete sentire un pochino affaticati e probabilmente i programmi che avevate al lavoro potrebbero essere non rispettati. Cercate di essere presenti e di fare assolutamente mente locale. Dipenderà da voi che tutto oggi possa andare avanti armonicamente e ci riuscirete col vostro enorme spirito di sacrificio. Carlo di Borbone venne l'idea di creare istituti per la formazione delle forze armate del Regno di Napoli. Così un gruppo di ufficiali napoletani studiò le esperienze militari delle principali scuole d'Europa. Il 18 novembre 1787 nasceva la Real Accademia Militare della Nunziatella, la più antica scuola militare al mondo. Come l'acqua che scorre sul dorso di un'anatra. Sembra una frase molto poetica, vero? In realtà questa è la traduzione letterale di like water off a duck's back, frase idiomatica che in italiano si può rendere con come parlare a un sordo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è lo scrittore Klaus Mann, figlio del premio Nobel Thomas Mann.
Klaus fa uso di droghe e di alcol, proclama la propria omosessualità e per questo viene privato della cittadinanza tedesca. A Cannes decide di farla finita con un'overdose di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno: se hai ragione, non hai bisogno di gridare. Diamo il benvenuto ad una nuova settimana, magari cantando in macchina la nostra canzone preferita prima di andare al lavoro. Noi però non ci riposiamo mai, quindi ci vediamo anche domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.